Benvenuti, continua l'itinerario di Borghi d'Italia alla scoperta del bel paese. Oggi siamo a Gaeta in provincia di Latina. Il comune si affaccia sul Mar Tirreno e conta circa 22.000 abitanti. Gaeta è un vero museo a cielo aperto e ingloba tantissime epoche. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Mettetevi comodi, a voi Gaeta! Dato che faccio il pescatore e ho anche navigato sulle petroliere, che ho girato il mondo, per me Gaeta è il paese più bello del mondo. Adesso sono tornato da pesca, sono andato a buttare le reti e domani la andiamo a ritirare. E noi facciamo la pesca delle 3 maglie, facciamo la pesca alle sogliole, merluzzi, seppie, polpi, quelle che capitano nella rete dalle 3 maglie. Questa attenzione che si dava da padre in figlio e ci sono rimaste poche barche. Prima questa era la tazzana solo dei pescatori, erano tutti pescatori e adesso sono diventati chi si è fatto vecchio, chi è morto e sono rimasti i figli. Gaeta è un posto meraviglioso, è bello, c'è il sole, ci sono le spiagge, mare pulito, c'è tutto. Gaeta è bagnata dal Mar Tirreno e abbiamo 7 bellissime spiagge, tra le più belle secondo me d'Italia. La nostra bellissima città ha una storia importantissima che risale già al Novecento, quando era ducato e quindi godeva di piena autonomia, fino ad arrivare al 13 febbraio 1861, quando ci fu l'ultimo assedio al Regno delle Due Sicilie, dove appunto cadde l'ultimo baluardo dei Borboni. All'interno della nostra città insiste il Parco regionale Riviera d'Ulisse, dove possiamo vedere, oltre a una bellissima vegetazione mediterranea, il mausoleo di Lucio Munazio Planco. La nostra città inoltre è caratterizzata da un bellissimo mercato del pesce e fu una delle prime città nella regione Lazio ad essere caratterizzata da un'asta del pesce. Mi piace ricordare anche 2 grandi navigatori che sono nati nella città di Gaeta, Giovanni Caboto ed Enrico Tonti. Infine voglio parlare del nostro gonfalone, uno stemma diviso in 4 quadranti, 2 rossi e 2 argentati. C'è questa corona che rappresenta il momento in cui la città di Gaeta è stato ducato e addirittura coniava moneta, il follaro, ed era completamente autonoma. La tradizione religiosa di Gaeta è fortissima, andiamo a conoscere l'arcivescovo. In primo luogo un ringraziamento sentito a TV2000 per questa attenzione verso Gaeta, l'arcidiocesi di Gaeta, il suo territorio, le sue bellezze e anche la sua realtà ecclesiale. Una diocesi molto viva, molto bella e soprattutto, l'ho detto anche al Santo Padre Benedetto XVI nell'udienza del 10 febbraio, il giorno prima che si dimettesse, è una diocesi che sente molto la risonanza dell'azione cattolica. Abbiamo una vivacissima azione cattolica diocesana che per riverbero e per tracimazione ci dà bravi e ottimi giovani sacerdoti. Se pensate, abbiamo 14 teologi al regionale di Anagni.
Gaeta, città di Maria, così l'ha proclamata Giovanni Paolo II quando 25 anni fa è stato qui in visita. Detta così da Giovanni Paolo II, ma già lo stesso Pio IX nel visitare, nelle sue passeggiate che faceva in Gaeta, qui è stato 9 mesi e 9 giorni, dicono le cronache, nel visitare la cappella dell'Immacolata alla Grotta d'Ora nel santuario dell'Annunziata, si fermava dinanzi a bel quadro di Scipione Pulsone e lì avvenne la conclusione, che già era in atto la discussione già a Roma, della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. E proprio qui da Gaeta inviò la enciclica Ubi Primum Ceteris a tutto l'Episcopato del tempo. Pensiamo che nel 1849 i vescovi hanno circa 600, ora siamo al 2005, quindi come la Chiesa si ingrandisce ci sono nuove realtà che affiorano. Si dice che nella città di Gaeta abbiamo ben 32 chiese, tra chiuse, mezze diroccate, funzionanti e semifunzionanti. I sacerdoti sono molto impegnati anche nella pastorale giovanile. Abbiamo un sacerdote specifico, Don Francesco Fiorillo, per la pastorale giovanile, come abbiamo questa bella e fiorente azione cattolica di circa 2500 iscritti. Quindi potremmo dire che questa attenzione particolare verso la gioventù ce l'abbiamo. È chiaro che dinanzi a questa realtà di gioventù pensare di avere soltanto 2500 iscritti nell'Azione Cattolica e 14 giovani teologi non ci può accontentare del tutto, però ringraziamo il Signore della realtà anche cristiana che ancora è viva nella nostra diocesi ed è viva nelle nostre parrocchie. Gli ingredienti principali dei piatti tipici di Gaeta arrivano dalle campagne dell'interno e dal mare. A voi la gastronomia. Sono Davide Orlando del ristorante Il Follaro di Gaeta. Siamo qui insieme per presentarvi alcuni piatti del territorio di Gaeta. Allora, abbiamo delle zucchine alla scapice e della frittura di paranza alla scapice che facevano i pescatori. Perché questo? Perché prima non c'erano i frigoriferi. Allora il pesce veniva conservato in questa maniera qua, facendo la scapice con aglio, peperoncino, dell'olio, dell'aceto e della mentuccia. Abbiamo un vuotapiatto, famosissimo a Gaeta, un vuotapiatto di latterini, si può fare anche di bianchetti o di calamaretti. Abbiamo della scarola con dei fagioli e guanciale. Non è che Gaeta rappresenta solo il pescato, rappresentiamo anche la parte territoriale. Abbiamo delle lasagne e ceci, le olive di Gaeta non possono mancare assolutamente, famosissime ormai in tutto il mondo. Abbiamo delle spagnolette, un pomodoro che vive soltanto nei mesi di maggio e giugno. Abbiamo del caso fresco, si chiama qui a Gaeta, che è un marzolino di primo latte. Abbiamo dei carciofi stufati della scarola con le olive di Gaeta. Una zuppettina di moscardini in zuppetta con del pane fritto e delle olive di Gaeta. Le alici salate fatte da noi. Una parmigiana semplice, l'abbiamo fatta più semplice possibile in modo tale che potesse rappresentare la realtà dei nostri avi. Abbiamo la zuppa di pesce, che rappresenta la tradizione oramai, con una zuppa mista di coccetti, scorfani, cozze, vongole, tracine, gallinelle. Le nostre tiele di Gaeta è una pizza a doppio strato di pasta fine, dove viene utilizzata con circa una ventina di tipologie differenti. Abbiamo valorizzato un po' il nostro mare, il Golfo di Gaeta, con dei frutti di mare, cozze, vongole locali, dei moscardini, della piovra. Abbiamo sempre del Golfo di Gaeta delle pezzogne, dei fragolini, dei saraghi, idem per una spigola, per un'orata, per del pesce serra o della ricciola. La frittura di alici, abbiamo anche la frittura di paranza. Abbinando alla nostra tradizione culinaria abbiamo pensato a degli uvaggi profumati che Casa del Giglio riesce perfettamente a combinare. Per parlare del dolce invito mia madre qui
che lei è l'artefice di svariati piatti e poi è la mia ispiratrice per quanto riguarda la parte storica. Idem per il dolce, che è un tortano ancora in questo periodo nella nostra tradizione. Vi aspettiamo a Gaeta! Con il parroco della cattedrale al momento chiusa per importanti restauri andiamo a scoprire il frequentatissimo santuario della Santissima Annunziata. Ci troviamo dentro questa chiesa con il titolo Santuario dell'Annunziata. Questa chiesa è inserita dentro un complesso monumentale storico con il titolo Istituto dell'Annunziata. Questo istituto ha origine in Gaeta nei tempi molto remoti, nel 1320, ma in conseguenza io credo alla predicazione di San Francesco, che è stato qui a Gaeta. È stato a Gaeta, si è trattenuto alcuni mesi, ha iniziato la costruzione del convento di San Francesco. Ecco, San Francesco è stato a Gaeta perché era il porto per la Terra Santa. E in conseguenza della sua predicazione io credo che in Italia sono sorti tutti questi istituti con lo stesso nome, l'Annunziata, con la finalità dell'assistenza ai malati e soprattutto ai bambini, gli orfani e gli esposti, gli abbandonati. La chiesa viene abbellita in questa maniera nel 1500-1600. La bellezza di questa chiesa è certamente nella struttura, che è 50 metri di lunghezza e 20 di altezza. E poi è legata alle opere d'arte, sia nei marmi. Il politico e come autore è Andrea da Salerno, il discepolo di Raffaello, perché il politico è del 1521. Le pareti laterali qui abbiamo Luca Giordano con la Natività e poi la Crocifissione. Nella Cappella del Santissimo abbiamo Giacinto Brandi, quello che poi ha pitturato tutta la cripta di Sant'Erasmo, un luogo anch'esso stupendo da visitare. Nel presbiterio abbiamo due tele di Sebastiano Conca, il più grande pittore di Gaeta, 600-700. Ancora di grande valore in questa chiesa è l'organo. Sono due gli organi. La nostra sinistra è del 1640, un De Martino. Ancora di bello nella chiesa, lo si vede, è il coro del 500-600. Questa chiesa in questo momento funge da cattedrale perché la cattedrale è chiusa per lavori e noi siamo veramente in ansia perché verso la fine dell'estate sarà di nuovo aperta la cattedrale. Per quanto riguarda la Caritas e la liturgia, siamo funzionali perché la Caritas è sempre funzionale in questa situazione di emergenza terribile, qui è un via vai di persone, e poi a livello liturgico perché questa è la chiesa più frequentata. E noi attraverso la bellezza del luogo, io o meno, faccio catechesi. Il cuore di questa chiesa, di questo luogo, che è santuario, è la Cappella d'Oro. Il titolo è stato venuto con il nostro arcivescovo a conclusione dell'anno giubilare di Lourdes, perché questa cappella è strettamente collegata a Lourdes, in quanto qui a Gaeta ha una storia stupenda, ma la storia più bella per me è la presenza del Papa, perché credo che solo due città nel mondo siano state sede papali, Avignone e Gaeta. Pio IX veniva spesso a pregare nella Cappella d'Oro e sentito più forte la spinta di quello che era la pressione per quanto riguarda l'Immacolata Concezione. Giovanni Paolo II è stato qui, Paolo VI 2 mesi prima di diventare Papa. Insomma, c'è un richiamo in questo luogo santo, questo luogo di Maria, e quando si entra nella Cappella d'Oro si è colpiti dall'immagine, ma si percepisce la preghiera, subito che è un luogo di preghiera. Noi celebriamo una volta alla settimana nella Cappella d'Oro in collegamento con Lourdes, proprio perché una giornata il venerdì è giornata dei malati. Tanta della storia di Gaeta è concentrata all'interno del Museo Diocesano. La parola all'assessore alla cultura.
Gaeta è una città piccola ma dalla storia grande, antichissima. Pensate che il suo toponimo, Caieta, è un toponimo greco che significa cavità. Probabilmente i greci la denominarono così in onore della montagna spaccata, che è la nostra cavità più famosa. Ma anche Virgilio inserisce questo nome come la nutrice di Enea nel 7° libro dell'Eneide. Quindi una città che anche in età romana ha avuto un passato glorioso. Abbiamo tanti reperti sparsi nei monumenti della città che furono utilizzati nell'età medievale per costruire imponenti testimonianze storiche e artistiche. Tutta questa lunga storia che passa poi attraverso la dominazione sveva, quella angioina, e non posso non citare la bella frase di Dante nell'Inferno che appunto cita Gaeta come la città più famosa in quell'età di questo territorio, ma ancora spagnola e borbonica, si condensa tutto in questo museo, il Museo Diocesano, che è per noi un centro di tutte le epoche, le dominazioni che si sono susseguite a Gaeta. Al primo piano abbiamo una raccolta di reperti archeologici che sono venuti fuori nella storia quando abbiamo scavato per altri importanti monumenti di Gaeta medievale. Una fra tutte la cattedrale. Al primo piano del Museo Diocesano troviamo una raccolta di quadri bellissima. E abbiamo anche una bellissima collezione di ori e di argenti della cattedrale di età medievale. All'interno di questa ricchezza abbiamo una stauroteca, una croce che contiene una reliquia, pensate che si dice appartenuta alla stessa croce di Cristo, dell'11° secolo, proveniente sempre dalla cattedrale. Tanti sono gli altri pittori, gli altri artisti che si trovano al Museo Diocesano, non possono ricordare Giovanni da Gaeta del 1500 che ha dipinto tante Madonne, alcune anche qui al museo, ma forse l'opera a cui siamo noi gaetani molto affezionata è lo Stendardo di Lepanto, che ha una storia bellissima e che testimonia che anche nel 1500 Gaeta era una città importante. Perché noi a Gaeta abbiamo questo stendardo? L'unica copia originale di questo artigiano di Sermoneta che si chiama Siciolante, perché Marcantonio Colonna promise di lasciarla a Gaeta come ex voto a Sant'Erasmo, che è il nostro patrono. Alla Vittoria, tornando, la flotta lasciò qui questo esemplare che mostra la croce di Cristo con la scritta In hoc signo vinces, in questo simbolo tu vincerai, che ricorda a sua volta l'espressione costantiniana che non sto qui a dire, e accanto Pietro e Paolo, che sono i simboli della nostra religione. Gaeta conserva la tradizione dei cantieri navali. Andiamo ad incontrare un maestro d'ascia. Benvenuti nel cantiere navale Fortunato di Gaeta. Noi siamo una realtà di Gaeta, siamo dei maestri d'ascia, questa è un'arte che ci ha tramandato nostro padre, ecco. Infatti noi qui cerchiamo di accontentare un pochettino tutto il bacino di utenza della marineria gaetana, e non solo, perché arriviamo ad Anzio, arriviamo a Fiumicino. Noi qui riusciamo a rispondere alle esigenze dei pescatori, facciamo ristrutturazioni di imbarcazioni d'epoca. Qualsiasi natante arrivi qui nella nostra città viene servito alla meglio, ecco, come dire, perché oltre a noi ci sono altri colleghi che abbracciano la lavorazione in ferro, la lavorazione in vetroresina, quindi nella nostra città si trova un mestiere molto antico, che è uno di quelli che fa accapponare la pelle, perché pensare che da un albero riusciamo a creare un'imbarcazione e poi dovrà solcare i mari, e quindi questi pescatori si affidano alla nostra esperienza, per noi è un grande onore. Siamo dei maestri d'ascia perché utilizziamo molto quel tipo di zappetta, diciamo così, che poi quella non è altro che un'ascia che serve per poter lavorare vicino a queste imbarcazioni. Adesso andiamo a scoprire le meraviglie del parco di Monte Orlando.
parco di Montorlando, che ricade nel parco regionale della Riviera di Ulisse, è sì un parco naturalistico, ma anche uno scrigno di storia, di archeologia, di ambiente. Tant'è vero che noi adesso ci troviamo nel mausoleo di Lucio Munazio Planco, che è questa struttura romana del 22 a.C., una tomba di questo console che ha una carriera molto particolare, vicino a Cesare nella battaglia di Gallia, poi vicino a Marco Antonio, addirittura poi si sposta verso Ottaviano, sarà lui a proporre il titolo di Augusto per gli imperatori in Senato il 27 a.C. e sarà lui a spendere enormi ricchezze qui su questa collina a 170 metri sul livello del mare per realizzarsi la tomba, mentre poi realizzerà già in precedenza la sua villa nella parte più bassa, dove poi nel Medioevo, arrivando i Benedettini, costruiranno il santuario della Trinità alla Montagna Spaccata. Ma oltre al santuario, questa collina di 170 metri diventa anche lo scenario da utilizzare per la difesa della fortezza. Da qui sopra, nel 1536, l'imperatore Carlo V, venuto qui a Gaeta per verificare un po' la chiave del Medio Tirreno, qual era lo scenario politico della città, si rende conto che deve inglobare questa lingua di terra che era già stata fortificata da un suo predecessore, Alfonso d'Aragona, con dei muraglioni enormi da posizionare sulla spiaggia di Serapo per inglobare l'intera collina nella fortezza stessa. E quindi abbiamo tutto quello che è il ridotto 5 piani, la porta Carlo V, tutti questi enormi bastioni. Nel Settecento, sempre su Montorlando, verranno posizionate delle polveriere intese come deposito di munizioni da servire per la fortezza, e addirittura dopo l'Unità d'Italia si continuerà a fortificare Montorlando con una batteria anulare, siamo nel 1885, nel piano di difesa dell'Italia. Il luogo più visitato di Gaeta è senz'altro il santuario della Montagna Spaccata. Ascoltiamo il rettore. Il Pime è presente qui a Gaeta dal 1926, quando il Beato Paolo Manna era superiore della regione sud dell'Italia. Qui abbiamo avuto una realtà molto forte, missionaria. C'è stato anche il seminario teologico negli anni 50-60. Una storia molto bella questa del santuario, che risale, secondo una pia tradizione, alla morte di Gesù. Nel Vangelo di Matteo si dice che quando Gesù muore in croce le montagne si sono spaccate, e si pensa che quel grande terremoto che c'è stato abbia avuto questo effetto anche qui a Gaeta. C'è molto movimento di pellegrini, e specialmente i pellegrini a noi interessano come santuario, perché vengono portati, accompagnati per visitare i luoghi particolari, i luoghi propri del santuario. Si parte dalla Cappella della Santissima Trinità, lì c'è un bel quadro di Raimondo Bruno, che poi ha realizzato anche le cappelle della Via Crucis, che si trovano lungo il corridoio che manda giù alla spaccatura centrale, e giù scendendo si trovano dei segni di passaggi dei santi. San Bernardino da Siena, che ha fatto scolpire dei tondi dove c'è scritto Jesus Hominum Salvator. Più giù si trovano altri medaglioni con lo stemma benedettino, proprio perché i benedettini sono stati i primi. Nel 1400 c'è stata la caduta di questo masso, e lì è stato costruito il punto più bello, secondo me, di questi luoghi sacri, la Cappella del Crocifisso, con un crocifisso del 1400. Tra gli altri santi che sono passati qui al santuario c'è stato San Filippo Neri. Pio IX, la storia sappiamo quando dovette lasciare Roma, perché lo Stato Pontificio venne attaccato, si rifugiò a Gaeta, e 3 giorni dopo che è arrivato qui a Gaeta è venuto al santuario, e nella Cappella del Crocifisso c'è stata una celebrazione eucaristica, cioè l'autorazione eucaristica, durante la quale ha recitato la preghiera per la pace in Europa.
Gaeta è il più bello paese del mondo. C'è mare, spiagge, pesce, tutto c'è. Io ero pescatore, dal pescatore ho fatto 50 anni e mezzo al mare e mi sono messo a vendere con la bicicletta con un po' di pesce per portare innanzi la famiglia. Loro stanno fuori tutta la notte, escono verso mezzanotte l'una, stanno fuori tutta la notte, stanno stanchi quando rendono, portano il pesce alla cooperativa e questo è mare, vento, cattivo tempo, una volta si rompe la rete, una volta non vedono niente, una volta pieno pesce, perciò questo è tutto. Poi da Gaeta e poi a vedere la bellezza che sta a Gaeta. A Gaeta non ci manca niente. C'è Monte Orlando, c'è sta la spiaggia di Serbi, c'è stanno i cantieri, ci stanno le brave persone, stanno scaricando i pesci, vedi? Questa è tutta roba che hanno fatto, questa è la pesca di Vendotè, sono gamberi rossi, questa è la pesca da Vendotè, Ponza, Zannu. E questo è tutto il giorno lo stesso vestire, mezzanotte, l'uno, le due, l'11 e mezza, mezzanotte, si rompe una rete, la mette a posto e non lavora oggi. Questo è tutto. Gaeta in provincia di Latina merita più di una visita, noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Gaeta, viva l'Italia, ciao e viaggiate in sicurezza!